Ieri ho presentato in prima commissione due proposte di legge. La prima tende da un lato a istituire il 25 aprile come festa del popolo veneto. Non ci può essere altro giorno in cui il Veneto festeggia la propria festa, perché è il giorno di San Marco. Non ci deve interessare la concomitanza con altre ricorrenze nazionali, delle quali ci interessa molto meno. Il 25 aprile si deve festeggiare il popolo veneto e su questo faremo una battaglia senza frontiere. Un altro aspetto della legge è quello di festeggiare il 21 febbraio la lingua veneta. Il 21 febbraio è stato scelto dall'UNESCO come giornata per il festeggiamento delle lingue minoritarie e quindi ci inseriamo anche la festa della lingua veneta. In quel giorno tutti dovrebbero parlare in veneto per celebrare questa ricorrenza. L'altra proposta di legge invece, sempre riguardante la lingua, vuole inserire il veneto come lingua fra le lingue tutelate come minoranze etniche, attraverso le quali poi si può accedere a dei finanziamenti, si può cominciare ad insegnare la lingua veneta nelle scuole. Si deve iniziare questo percorso per fare in modo che la lingua veneta venga riconosciuta come tale a livello nazionale e a livello europeo. Ricordiamo che ci sono università tedesche che già la considerano in questo modo. Ci sono dei libri di testo che insegnano a tradurre tutte le lingue neolatine: rumeno, portoghese, spagnolo, veneto, italiano. Sono tutte lingue di pari livello e il veneto deve essere considerato lingua a tutti gli effetti.